40,1% la disoccupazione giovanile tocca in Italia, al massimo storico dal dopoguerra. Significa che escludendo coloro che studiano, 4 giovani su 10 dai 15 ai 25 anni non riescono a trovare lavoro. Il dato veneto rispetto a questo quadro nazionale sembra incoraggiante, con la disoccupazione giovanile che si attesta al 24%, tanto da far perdere al Veneto gli incentivi europei. Eppure anche nella nostra regione è sempre più difficile per un giovane riuscire ad entrare nel mondo del lavoro. Le nostre imprese stanno soffrendo molto ed è evidente che la nuova assunzione, la prova, l'entrata dalla porta principale diventa difficile, quindi si preferisce tenere duro con la parte di occupazione che si ha, non si aprono le porte ai giovani. Diplomato, molto spesso anche laureato, con conoscenze importanti ma senza alcuna esperienza. È questo l'identikit del giovane veneto in cerca di lavoro e forse proprio da questo ritratto si capiscono le ragioni della difficoltà a trovare un'occupazione rispetto ad esempio ad un coetaneo che vive nelle vicine province di Trento e Bolzano, che hanno un tasso di disoccupazione di tipo europeo intorno al 10-12%. Lì sono molto impegnati nelle scuole professionali, nel dare una professionalità ai giovani, che abbiano un bel mestiere, magari sapendo le lingue, avendo una buona cultura alle spalle, ma si accontentano di un buon mestiere piuttosto che di una brutta laurea che non dà sbocchi professionali. Nello scollamento dunque tra la formazione scolastica dei giovani e quelle che sono le richieste delle imprese sta una delle ragioni delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, ma c'è anche dell'altro e non riguarda solo i giovani ma tutti i lavoratori. Sono i contratti sempre più precari e di 90.000 posti di lavoro persi in Veneto dall'inizio della crisi. Questo è il dato forse più drammatico, perché dall'altra parte invece noi abbiamo la necessità di crescere, abbiamo la necessità di aprire le porte, di far crescere le nostre imprese, ma è evidente che se non interveniamo sulla tassazione questo non potrà accadere.